complesso funerario ricavato in una conca di origine vulcanica risulta utilizzato ininterrottamente dal 3500 sino al 1600 a.C. Time never lands. Our love is all that stands now. Allo stato attuale, sensibilmente ad ulteriori rinvenimenti, si costituisce di circa 40 sepolture indagate dal 1971 al 2007 attraverso numerose campagne di scavo dirette dal professore Enrico Azzeni e da Remo Forresu. And it's getting worse. I'm so mad to love you and your evil curse. La grossa necropoli di massa di cui si servivano diversi centri abitati, come si può osservare in tanti altri contesti come ad esempio la necropoli preistorica di Sant'Antioco, utile a diversi centri sulcitani, si compone sostanzialmente di sepolture a sviluppo orizzontale. Knee deep in blood, girl. Chiaramente quello che osserviamo tuttora è il risultato di ristrutturazioni e riutilizzi durati migliaia di anni, ma nel rispetto di quelle che erano le abitudini consolidate in altre necropoli, le camere si sviluppano sul piano orizzontale anziché scendere in livelli sovrapposti. It's getting worse. I'm so mad to love you and your evil curse. I'm so glad to have you and it's A parte pochi ipogei a Pozzetto, la maggior parte delle sepolture presenta un dromos ed un corridoio d'accesso molto allungato, con una canaletta di concentrazione delle acque nella parte antistante l'ingresso. Tra le domus si distinguono per monumentalità la settima, nota come Sagrutes Procus oppure Sagonche Mortu, la decima o la 33esima detta Sagresiedda. tell them I've gone. Le domus 7 e 33, contrapposte ai lati della conca, si presentano fondamentalmente divise in due vani, uno anteriore ed uno posteriore. In ambedue i casi, a separare i due ambienti, si trova una parete con 3 aperture, una piccola centrale e 2 ampie laterali. Spring has gone and summer keeps on coming on. I'm so glad to have you and I'm getting worse. Nel caso della tomba 33, Sagresiedda, vennero risparmiate inoltre delle colonne laterali e scavate delle coppelle nel pavimento. To save you from my misery, I'm about too brave to follow history. Na, 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 na. La strutturazione degli ambienti interni, sia nel caso di sepolture a pozzetto che a sviluppo orizzontale, è sempre di sagoma subcircolare, quasi a indurre una forma uterina in cui veniva concentrata l'acqua piovana, posizionando il defunto in posizione fetale. Il primo gruppo di domus, che enumera dalla prima alla sesta, si compone per la maggior parte di tombe a pozzetto, dove, in particolare nella tomba 2, si riscontrano elementi quali cerchielli concentrici molto simili a quelli della stele di Boeli di Mamoiada. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Sempre in questo gruppo si osservano nelle pareti degli ipogei consistenti tracce di ocra, oltre che la silhouette cruciforme della Dea Madre scolpita nella roccia. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe. Del secondo gruppo fanno invece parte le tombe santuario,
la maggior parte delle quali è costituita da sepolture a sviluppo orizzontale dotate di dromos con lastre ortostatiche. Until you're resting here with me. Proprio la posizione ortostatica di queste pietre fa supporre che il corridoio, probabilmente dotato di architravi sormontanti gli ortostati, risalga all'età del bronzo, testimoniando quindi una continuità di usi di circa 1600 anni. Risk forgetting all that's been. Oh, I am what I am. Di questo gruppo fanno parte anche le tombe 12 e 13, con la prima in particolare che presenta un emiciclo che ricorda l'esedra di una tomba dei giganti, oppure la facciata di un ipogeo a stele centina. Ambedue le sepolture comunque risalgono al bronzo medio. Till you're resting here with me. I won't leave. I can't hide. Il terzo gruppo, denominato Estutonedus, comprende dalla 14 alla 23 delle tombe a pozzetto, anche queste inquadrabili tra il Neolitico e l'età del bronzo, in alcune delle quali, per la precisione dalla tomba 15 alla 19, per la presenza di una sorta di esedra, si può ipotizzare una tipologia di ipogeo a stele centina simile a quelli sassaresi. I cannot be. Until you're All'interno del quarto gruppo si annovera un'altra tomba santuario, la 25. oh, I am what I am. Il quinto gruppo comprende la sepoltura 33, detta Sagresi Edda, e un'altra sepoltura particolare, la 34, che presenta un gradino interno congiunto ad una proto-metaurina. Won't sleep. I can't breathe. Until you're resting. Alcuni studiosi, noi compresi, individuano nelle rappresentazioni parietali di questa tomba delle riproduzioni di imbarcazioni con individui sul ponte. Until you're resting here. I won't go. I won't sleep. I can't breathe. Until you're resting here with me. L'area è circondata da diversi nuraghi. Presenta una rora dove venivano officiate le veglie funebri e nel pianoro soprastante si sviluppa un laghetto sacro. Sono presenti inoltre numerosissime altre domus ancora da indagare, ricavate in prossimità di acque sorgive. Diversi menhir circondano inoltre la gigantesca area funeraria, oltre ad una testa antropomorfa scolpita nella roccia ignimbritica, posta a simboleggiare il volto della dea madre. Sacarena mea in sagrotta e suentu s'anima mea sigende arcanos desveros. E chi lo sa, se tu, corvo nel cielo, lo trovi un lieve segno di Dio.